tentativo numero 3. Autostart in movimento, Gloria Caff li rincorre di galoppo, vediamo se si rimetterà, si va. 1 Galaxy Horse Carlo Ballotta, 2 Guantanamo Trio Andrea Orlandi, 3 Grace GR Andrea Venezia, 4 Giulius Andrea Ferrara, 5 Gandhi dei Greppi Nicola Del Rosso, 6 Garin Lubi Michela Rossi, 7 Gheppe Chegno Giuseppe Rizzo, 8 Germania Ilaria Vecchi, 9 Gloria Caff Antonio Vitiello, 10 Glacial Storm Vie Massimiliano Michelotto. Macchina che accelera, si prepara al lancio, problemi per Giulius, partiti con veloce Guantanamo Trio che prende la testa all'esterno, numero subito 4 Giulius, il favorito Gandhi dei Greppi che si sistema secondo in corda avanti a Galaxy Horse. Al largo c'è Glacial Storm Vie che tiene in terza ruota Garin Lubi. Se ne vanno così i primi 200 metri di corsa in 15:3 con all'avanguardia Guantanamo Trio con 4 salchi di vantaggio sul secondo che è Gandhi dei Greppi, il quale segue a debita distanza. Galaxy Horse è terzo in corda, Garin Lubi avanza allo scoperto offrendo punto di riferimento a Glacial Storm Vie, quindi ancora Grace CR, poi Gheppe Chegno, via via gli altri. 400 in 36, Guantanamo Trio prova ora a moderare un po' il ritmo sulla piegata di sinistra che va a completare in questo istante sempre in netta evidenza. 47 per i primi 600 metri di corsa sul piede dell'1:18,3, Guantanamo Trio in vantaggio, Garin Lubi che cerca di passare in seconda posizione su Gandhi dei Greppi, quale si impegna per rimanere a contatto del battistrada. 31,6 la seconda frazione, Guantanamo Trio in vantaggio, Gandhi dei Greppi sempre secondo alla corda e di fuori c'è Garin Lubi, poi Galaxy Horse, quindi Glacial Storm Vie. Il chilometro è passato in 1:18,3 dal battistrada e si mantiene sempre una lunghezza avanti a Garin Lubi, poi Gandhi dei Greppi che per il momento stenta ad impegnarsi, Nicola Del Rosso cerca di farlo avvicinare al primo ma per il momento non ci riesce. La retta di là in 15,4, Guantanamo Trio in vantaggio nei confronti di Garin Lubi, poi Gandhi dei Greppi, ancora Galaxy Horse a 250 metri dalla conclusione, insiste Garin Lubi che va all'attacco di Guantanamo Trio a 200 metri dalla conclusione, si difende Guantanamo, insiste Garin al largo, Guantanamo Trio ha sempre una lunghezza da gestire da Garin Lubi, Guantanamo Trio è in vantaggio a 100 dalla conclusione, si svincola dall'avversario, Guantanamo Trio che viene a vincere a grossa quota nei confronti di Garin Lubi, al terzo posto Galaxy Horse. Addirittura 32,6 per gli ultimi 400 metri, 1:18,6 il ragguaglio cronometrico per il primo piano di Andrea Orlandi in salchi a Guantanamo Trio. Training di Marco Azzaroni, colori della scuderia Trio. Il successo del figlio di Beer Summit in percorso di testa, è lui il primo vincitore dell'estate 2025 al Savio di Cesena e si comincia subito con una grossa quota, 40 contro 1 in chiusura, Guantanamo Trio e Andrea Orlandi.